prossimo 31 marzo scade lo stato d'emergenza sanitaria, ma il ministro Speranza raccomanda prudenza. Probabile la quarta dose del vaccino per tutti dopo l'estate. Il calendario dello stop alle restrizioni. Giuliana Micichè. A 2 anni esatti dallo scoppio della pandemia, lo stato d'emergenza, a meno di imprevisti, sarà revocato il prossimo 31 marzo. Tuttavia non sarà un liberi tutti. Ed è il ministro alla salute, Roberto Speranza, a spiegare il perché. Perché non ci sarà un giorno in cui il Covid da questo momento all'altro sparirà. Per questo pensare di smantellare tutto l'impianto di regole e restrizioni a partire da una data puntuale, magari il 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, non è la strategia migliore. Anzi, con 60.000 casi al giorno è un errore e quindi sì, ancora per un po' alle mascherine al chiuso, al Green Pass e forse anche alla quarta dose in autunno. Invito tutti a tenere i piedi per terra. Il Covid non prende l'aereo e va via il 31 marzo. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia e le mascherine al chiuso sono ancora importanti. A marzo partirà la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l'estate. 2 anni fa furono fatte scelte difficili. Oggi il 91% della popolazione sopra i 12 anni si è vaccinato e questo ci mette nelle condizioni di gestire in maniera del tutto diversa la pandemia, che purtroppo è ancora in corso, conclude. I primi passi verso una maggiore normalità sono in calendario il 1 marzo con l'aumento della capienza negli stadi al 75% e nei palazzetti al 60%. Poi dal 10 marzo si potrà tornare a consumare cibo nei cinema, nei teatri e negli impianti sportivi. Sempre dal 10 marzo si potrà fare visita ai propri cari ricoverati negli ospedali. La visita della durata massima di 45 minuti sarà consentita anche in terapia intensiva. Per entrare in ospedale sarà obbligatorio il Green Pass rafforzato, quindi da vaccino. I guariti dal Covid dovranno presentare un tampone negativo. Ed ancora, per quanto riguarda il Green Pass, al momento si valuta l'ipotesi di abolirlo ad aprile per accedere ai bar e ristoranti all'aperto e di mantenerlo almeno fino al 15 giugno per entrare nei mezzi di trasporto e nei luoghi al chiuso. Il 15 giugno scade l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, ma potrebbe esserci una proroga. Nel frattempo adesso sono 4.468 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 29.596 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 15,1%. La regione è al terzo posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 247.522 con un decremento di 937 casi. I guariti sono 5.530. Le vittime sono state 10 per un totale dei decessi a 9.263. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 1.279, 9 in meno, e quelli in terapia intensiva sono 100, 1 in più. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 1070, Catania 926, Messina 705, Siracusa 543, Trapani 377, Ragusa 287, Caltanissetta 213, Agrigento 253 ed Enna 229.